L'Associazione Volontari di Strada di Agrigento comunica l'apertura di un nuovo servizio all'interno della propria struttura sita al Viale della Vittoria. Si tratta di uno sportello a difesa del consumatore denominato Consulenza e Rimborsi. L'iniziativa si aggiunge alle tante attività che da oltre un ventennio svolge l'associazione e intende offrire un valido e professionale servizio al consumatore al fine di tutelarlo da anomalie e situazioni poco chiare, soprattutto nei confronti di società finanziarie e vari istituti bancari. In particolare lo sportello si occuperà di rimborsi sui prestiti personali, carte di credito, mutui, cessioni del quinto dello stipendio, buoni fruttiferi, affidamenti bancari, recupero di libretti dormienti e altro ancora. Gli esperti offriranno una consulenza gratuita in ordine alle richieste avanzate dal cittadino consumatore. Consulenza e Rimborsi nasce fuori da logiche politiche e intende operare esclusivamente per il bene delle persone più deboli e più fragili della società agrigentina, con particolare attenzione alle numerose famiglie indigenti, spesso vittime di frodi, truffe e raggiri, volontà che i responsabili dello sportello, la dottoressa Patrizia Alberti e il dottor Lorenzo Vella, hanno manifestato e ribadendo, incontrando nei giorni scorsi la precedente vicepresidente dei volontari di strada, Anne Marino e José D'Alessandro, per dare vita a questa nuova realtà.